Riguarda l'assessore Luca San Giorgio, urbanistica, mobilità, decoro urbano e rapporti con l'università. Per quanto riguarda l'assessore Carmelo Coppolino, polizia municipale e viabilità. Serena Spoto, servizi sociali, inclusione sociale e famiglia. Daniele Bottino, servizi demografici e decentramento, protezione civile e dissesto idrogeologico, patrimonio, rapporti con il Consiglio. Voi avete visto che c'è stata qualche... Giuro di adempiere alle mie funzioni di assessore comunale, con scrupolo e coscienza, nell'interesse di Catania, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Catania con l'assistenza dei testi, signor Rachele Rosa Latino e Rubino Dario. Si è presentato il signor Carmelo Coppolino, nato a Catania il 16 dicembre 1981, residente a Santa via Corsato numero 1, assessore del Comune di Catania, giusto al provvedimento numero 198 del 2025 per prestare il giuramento delle forme di controllo. Lo stesso, ad alta intelligibile voce, ha prestato il giuramento con la seguente. Giuro di adempiere alle mie funzioni di assessore comunale con scrupolo e coscienza, nell'interesse di Catania, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Assessore del Comune di Catania, giusto al provvedimento 198 del 2025 per prestare il giuramento delle forme. La stessa ad alta voce e intelligibile voce ha prestato il giuramento con la seguente. Giuro di adempiere alle mie funzioni di assessore comunale con scrupolo e coscienza nell'interesse di Catania, in armonia degli interessi della Repubblica e della Regione. In armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Abbia bisogno di riconoscersi in una politica credibile, in una gestione efficiente e trasparente. Ecco, quel che molto spesso viene dimenticato da tanti è che esiste un articolo meraviglioso della nostra ancora più meravigliosa Costituzione, l'articolo 54, che dice che chi esercita la funzione pubblica lo deve fare con disciplina e onore. Io vorrei che non dimenticassimo mai, tutti quelli che stiamo qua dentro e che esercitiamo la funzione pubblica, come l'onore sia il condensato di un insieme di valori che alla fine possono essere tradotti come la coerenza con la realizzazione degli interessi pubblici che noi siamo chiamati non solo a governare ma anche a garantire. Oggi con l'integrazione di questa giunta comincia di nuovo un percorso basato su una velocità che questa città credo stia avvertendo per la quantità di interventi che stiamo compiendo. Abbiamo bisogno di motivare ancora di più i nostri concittadini perché le cose che spesso non vanno bene, oltre che dipendere da noi, penso alle manutenzioni stradali, per problema solo di risorse e non certamente di mancanza di volontà, oltre a queste ce ne sono tante altre, pensiamo al degrado, che dipendono da tutti noi, intendo la cittadinanza. Adesso con questa nuova composizione io credo che possiamo riprendere il percorso da dove è terminato ieri sera tardi. Mi sia consentito anche rivolgere un sentito ringraziamento agli assessori che si sono dimessi, a Bruno Bruttieri che è stato sempre non solo leale ma nello stesso tempo a disposizione ogni qualvolta c'era di discutere di servizi sociali e della delega a lui affidata, e mi permetterete la debolezza, visto il rapporto personale, un particolare grazie a Sergio Parisi perché con la sua straordinaria opera abbiamo potuto noi realizzare tante di quelle cose che voi vedete, ma sono certo che troveremo un modo perché Sergio comunque ci rimanga a fianco in qualche... Non so ancora come, non è certamente una questione che abbiamo discusso, però chi ha acquisito quel bagaglio di esperienze è giusto che dia ancora una volta il suo aiuto a Catania. Quindi grazie ai nuovi assessori, grazie a coloro i quali non ci sono più e soprattutto grazie Catania.